Attorno alle ore 12:45 un grosso incendio si è sprigionato in uno dei tendoni che ospitano 460 rifugiati alla ex base militare di Conetta. Il fumo è stato da subito molto visibile anche dalle località limitrofe, fino alla laguna e alle foci dei fiumi. Le fiamme sono partite forse dalla cucina, forse da una stufa elettrica all'interno della tensostruttura coinvolta, dove al momento si trovava una decina di persone, e per fortuna non si sono propagate altrove. Nessun danno alle persone, gli stranieri sono usciti tutti, ingenti invece quelli alle cose, non è rimasto che lo scheletro della tenda e dei letti a castello. Per spegnere il rogo sono arrivati 5 mezzi dei vigili del fuoco da Cavarzere, Chioggia, Adria, Piove di Sacco, Mestre, con le autobotti, oltre ai carabinieri. Secondo gli inquirenti il fuoco ha quasi certamente natura accidentale, anche se non è impossibile l'ipotesi di un rapporto causale in reazione al decreto emanato ieri dal governo che inasprisce tempi e modi di acquisizione della protezione umanitaria. Il sindaco di Cona Alberto Panfilio ha tenuto monitorata la situazione al campo, dichiarando che l'atto è di estrema gravità. Non possiamo essere sorpresi che una tendopoli possa prendere fuoco. Il governo non ha responsabilità per questo, ma sua è la responsabilità per non essere ancora intervenuto. Basta propaganda, non serve a nulla. Conetta si può chiudere in una settimana, ha detto Panfilio. Resta da capire nel caso dove andrebbero ricollocati i 460 ospiti. La Lepre di Sottomarina ha perduto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale avanzato contro la Prefettura di Venezia, che nel luglio scorso aveva revocato il rinnovo della convenzione per ospitare nello stabile di strada Madonna Marina alcuni migranti inseriti nel programma di accoglienza. Carenze strutturali e sovraffollamento, testimoniati da diversi sopralluoghi dell'Ustre Serenissima, avevano fatto propendere il prefetto per la decisione di non continuare l'esperienza iniziata nel giugno 2016. La ricorrente Loredana Boscolo Marchi, titolare della Lepre, ha visto il ricorso in parte respinto per la riscontrata assenza di miglioramenti pure annunciati, in parte giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione. Secondo il TAR, la penalità del 10% rispetto all'importo dovuto dalla prefettura a far data dal 1 agosto scorso e fino al 12 settembre, giorno della sentenza, va discussa in sede di giudizio civile e non amministrativo. Tuttavia, obiettano le Lepre, i migranti affidati sono ancora alloggiati nella struttura. Se la situazione fosse così precaria avrebbero già dovuto ricollocarli, cosa non avvenuta. Tra l'altro, si afferma, vengono erogati i pasti gratuitamente, dal momento che l'ufficio territoriale di governo non ha ancora provveduto a saldare l'erogazione di denaro secondo convenzione. Le perplessità riguardano anche il fatto che lo scorso luglio il sindaco Ferro aveva anche dichiarato pubblicamente, attraverso un comunicato del comune, che tutte le strutture del territorio sono considerate idonee ad accogliere. Nell'attesa che l'avvocato Carlin valuti le contromosse dell'impresa di Sottomarina, vale ricordare come lo scorso 5 settembre era scoppiato il caso di alcune famiglie africane, ben inserite in un immobile del centro storico di proprietà sempre della Lepre, che erano state allontanate dalla prefettura, apparentemente senza motivo, in 2 comuni del Veneto orientale, dove la situazione era ben più disagevole rispetto all'avvio di integrazione praticato in città. Condannato a 6 mesi per aver dato fuoco a un furgone nel cantiere Clodia Fer, in località Valdario. La sentenza è stata messa ieri dal Tribunale di Venezia nei confronti di Denis Pugiotto, 46 anni di Chioggia, senza fissa dimora, colto in flagranti il 3 febbraio 2015 all'interno della struttura. La giudice monocratica Sara Natto ha accolto le istanze del PM quanto all'applicazione del reato di danneggiamento in seguito a incendio, ma ha ridotto da 8 a 6 mesi la pena rispetto alle richieste della pubblica accusa, oltre a comminare una provvisionale di 4.000 euro a vantaggio dell'impresa clodiense. Dopo aver appiccato le fiamme, Pugiotto rimase nel cantiere fino all'arrivo dei vigilantes, gli stessi operai, che lo hanno bloccato mentre tentava la fuga. L'uomo si contraddisse più volte quanto al movente, asserendo anche di essere stato invitato da terzi ad appiccare le fiamme su commissione e dietro un modesto compenso in denaro. Si tratta del terzo incendio che Clodia Fer aveva subito in pochi mesi. I 2 precedenti sono finora rimasti impuniti.
Giovedì mattina, durante la prossima seduta del Consiglio Comunale, l'Assemblea cittadina voterà la proroga per la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo, che scadrebbe il 28 settembre, alla società Chioggia Ortomercato del Veneto. Il consigliere del PD, Jonathan Montanariello, stigmatizza il comportamento dell'amministrazione. Le mie perplessità sono relative al fatto che si sta discutendo la questione da un anno senza che il bando per subentrare sia operativo. Racconta l'esponente dell'opposizione. I decreti attuativi al decreto Madia, che stabilisce come l'ente pubblico deve uscire dalle aziende partecipate che fatturano meno di 500.000 euro annui, risalgono al giugno 2017. Dalla fine di settembre dello stesso anno c'era tempo per decidere, dato che il 31 dicembre è scaduto il controllo del mercato in capo a SST, ma il 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha prorogato di un anno questa scadenza. Il 22 giugno 2018 poi c'è stata la prima determina per il bando di assegnazione, la seconda a fine luglio, la terza il 10 agosto, ma ancora il bando non è perfezionato. Montanariello non usa mezzi termini. Una cosa vergognosa. Il Comune ha offerto a Ortomercato di rinnovare la convenzione ancora a giugno, ma la proroga consente solo l'ordinaria amministrazione, non le scelte veramente importanti. Per qualche mese quindi vigerà ancora uno status provvisorio. I facchini, ad esempio, hanno a loro volta il contratto che scade. Chi li rinnova? Chi viene prorogato non può farlo. Il Comune crea il caos, siamo molto malmessi, lo dicono i fatti, conclude amaramente il consigliere di minoranza. Insomma, non se ne può più. Questa CAM continua con queste offerte fuori di testa. Pensate che le orate da 300 e 400 grammi e i branzini da 400 e da 600 grammi sempre a 5 euro al chilo, con casse rispettivamente da 3 e da 6 kg. Insomma, non mancate questa offerta, che è una cosa fuori di testa. Forse vogliono far morire i supermercati, chissà. Saranno attivati venerdì 5 ottobre 2 nuovi impianti di rilevazione della velocità lungo la strada Romea nei pressi di Chioggia. Il primo autovelox si trova sul ponte translagunare, non distante dal bivio in direzione Ravenna, e sarà tarato sul limite di 90 km/h. Il secondo è collocato invece in località Calino, in direzione Venezia, e il limite è sempre di 90 km/h. In questi giorni è in corso la taratura degli apparecchi e la predisposizione degli opportuni segnali stradali. Quasi 3.000 persone hanno partecipato sabato alla giornata di celebrazione per i 30 anni dello stabilimento Lattebuschi a Brondolo. Dalle 11 fino alle 18 i visitatori hanno potuto accedere agli stabilimenti e degustare i prodotti della solida impresa veneta, tra cui i gelati, che costituiscono una specialità primigenia dello stabilimento clodiense. La cerimonia al mattino è stata aperta dal direttore generale Antonio Bortoli, assieme alle autorità e al direttore della linea, Massimo Rinaldi, che a microfono di Chioggia Azzurra commenta: «Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo avuto il piacere di ospitare molti bambini, per il messaggio che vogliamo dare come azienda producendo gelati sani diretti ai consumatori del domani. La città si riconosce nel suo latte, tanto è vero che impiega 23 residenti in loco, più un indotto notevole nell'artigianato e nelle consegne ai mercati, anche con prodotti di più difficile distribuzione. I risultati non arrivano per caso, ma con la programmazione e gli investimenti».